Gratitudine. Generazioni di istruiti, viva le classi omogenee, etero e miste. Ma dove viene espresso l'equipollenza? Dove inclusione è di casa? Dove la DAD viene proposta tra compagni di stanze, dove c'è l'espressione di laboratorio veri e propri, dove fare esperienze con prove reali, che sviluppano socialmente ogni possibilità di innovazione e novità, dove i prototipi sono all'ordine del giorno, dove una nuova materia si esprime, la teoria del tolto, dove la letteratura è tutto sintetico e sintesi, dove l'inconscio esprime ogni logicità e dove l'intelletto è superiore alla media, la coerenza dovuta alla psiche, mente, corpo, che esprime ogni consapevolezza e dialoga con se stesso, dove la memoria fotografica le dice ogni pericolo e ogni episodio stato di precedenza di mesi, anni, giorni e ore, dove la generalità plurima è e appartiene in base ai neuroni e le informazioni delle cellule del corpo che hanno le memorie storiche, tramandano l'esperienza nuova di essere e sapere come si è. Sapere come si è fatti, conoscersi ogni umanità.